Va ora in onda la rassegna stampa. L'orologio a bottiglia non è male. L'orologio a bottiglia pressofusa con lo stemma di Radio Libertà non è niente male. Mi stanno arrivando sì, persone che lo vogliono prenotare. Devo dirvi la verità, di questo orologio ne abbiamo forse una ventina di esemplari, quindi se arrivate presto questa domenica a Pontida al gazebo di Radio Libertà riuscite a portarvelo a casa. Quanto vi chiederemo per questo orologio? Ma una sciocchezza, un contributo che può arrivare a 10 euro se proprio ci volete aiutare. Perché? Perché non vogliamo diventare ricchi, non vogliamo guadagnare, vogliamo semplicemente sostenere la nostra radio, una radio che dice cose che nessun altro osa dire, attraverso i vostri contributi volontari. Perché? Perché purtroppo nei business pubblicitari, quelli importanti, non ci vogliono, chissà come mai. Quindi questo è un bellissimo esempio di cosa troverete questa domenica 21 settembre a Pontida in provincia di Bergamo al grande raduno della Lega dalle 7:30 del mattino fino al tardo pomeriggio. Potete venire con i pullman che stiamo organizzando da ogni zona d'Italia, andate sul sito legaonline.it, potete venire in automobile, certamente, c'è una statale lunga dove trovate tanti parcheggi, potete venire anche in bicicletta, sono molti gli sportivi che dalla Brianza arrivano a Pontida in bicicletta ed è bello perché vi vedo arrivare già alle 7:30, 8 del mattino, mentre stiamo montando il gazebo, venite lì, mi chiedete, oh Sam, dai, dammi questo gadget, dammi quell'altro, perché non c'è soltanto l'orologio a bottiglia, ci sono gli ombrellini di Radio Libertà, ci sono i portachiavi in legnetto bruciacchiato con scritto Radio Libertà, questi sono quelli che vanno via come caramelle, perché con 5 euro di contributo ve lo diamo e se siete fortunati vincete il faccione di Sammy Varin. C'è un portachiavi anche con la mia effigie. Sì, certo, poi c'è il ventilatore, pare che farà caldo questa domenica a Pontida, un ventilatore amanuense di quelli che schiacci e fai picciu picciu e gira la rotella con scritto Radio Libertà. Carinissimo. Ci sono le mutande, minimo, perché noi abbiamo sempre le pezze al culo, è un'antica tradizione, ma le mutande, quelle sì, con scritto dietro Libertà. E portare a casa alla vostra mogliettina, al vostro maritino, un paio di mutande con scritto sotto Libertà non è male, dai, è una cosa direi originale. Ci saranno i mieli, le nutelline, le cosettine buone, gli energetici, perché chi arriva al nostro gazebo, chiaramente ci sono quelli che poi arrivano alle 3 del pomeriggio stanchi morti, correndo perché il pullman sta per partire, avete bisogno di tirarvi su e cuccatevi uno dei nostri energetici, non li abbiamo fatti noi ma un contadino che ci vuole bene. E ragazzi, il bello in questi casi è veramente fare squadra anche con l'orologio, con tutte le firme di Radio Libertà, Giulio Cainarca, Sammy Varin, ma c'è anche Giovanni Sallusti e tutti i nostri colleghi e collaboratori. Questi sono due orologi da collezione che abbiamo da darvi. Chiaro, non li daremo a 5 euro, li daremo a chi ci darà un sostegno economico più potente. Tutto questo questa domenica 21 settembre sul Sacro Prato di Pontida, all'evento più importante dell'anno, non soltanto per la Lega, devo dirvi, perché ne stanno parlando tutti i giornali, c'è molta attesa, cosa dirà Matteo Salvini e cosa farà Vannacci, perché il generale Vannacci è il più discusso personaggio politico del momento. Già questo sabato, domani, Pontida si popola con i giovani della Lega, quindi già questo sabato, se non volete stare in mezzo al casino domenica, ma il bello di Pontida è proprio che ci saranno migliaia di persone, 50, 60, 70 mila persone da tutta Italia, ma anche dall'estero, venuti ad ascoltare le novità della Lega e della politica italiana. Già questo sabato ci sarà Salvini, ci sarà il generale Vannacci, ci sarà Luca Toccalini, i giovani, tra virgolette, della Lega a cui parlare e che promettono, oggi è sui giornali questa notizia, di andare
nelle scuole, nelle università, proprio come faceva Kirk. Interessante. Cosa ne pensate? Me lo potete dire, perché a quest'ora del mattino, ma anche della sera, chi ci segue in replica ancora questa sera, andiamo in replica dalle 18 alle 19, 20, 21, e potete inviarmi un messaggio WhatsApp 340 67 09 659 per entrare in onda con Sammy Varin. A proposito, buongiorno ai nostri registi Simone 1, Simone 2, buongiorno alla nostra redazione che trovate sul sito radiolibertà.net. Chiaramente lì trovate le informazioni con i commenti più piccanti, più particolari, che non girano sui giornaloni, per cui vi do una dritta anche con Pontida. Restate in sintonia, oltre che sulla nostra radio, oltre che sui social, trasmetteremo anche la diretta video, anche sul sito radiolibertà.net. Perché? Perché ci sarà il Beppe, che è responsabile del sito, che sarà lì su Sacro Platone, e quindi intervisteranno con Giulio Cainarca e Vincent i big della Lega, e non soltanto, perché come vi dicevo ci sono in arrivo ospitoni della miseria. Che facciamo? Partiamo? Prendo fiato, darò la precedenza agli argomenti che non siano i soliti, ok? Cioè quelli di cui parlano tutti, sì, ne parlo, ma non insisto, perché questa deve essere una rassegna stampa diversa, interlocutoria con voi ascoltatori, ma soprattutto chi ascolta Radio Libertà, chi fa fatica ad ascoltarci, perché dovete cercarci su Facebook, su YouTube. A proposito, Lega Salvini Premier, grazie per ritrasmetterci. Chi si è comprato la radio DAB appositamente per sentirci nella banda DAB in Digital Radio, chi me la porterà a Pontida per risintonizzarla, perché non riesce più a sentirmi? Portatemela, basta che vada a pile, non abbiamo corrente a Pontida. Sono fatiche certamente a ascoltare Radio Libertà, so che volete una programmazione diversa, e qui l'avete. E io parto dal quotidiano Il Messaggero, perché adesso ve lo dico. Titolo principale: separazione delle carriere, voto nella bagarre. Signori, sono tornati i picchiatori, quelli di sinistra, ragazzi miei, che prima ti parlano con calma, tranquillamente, poi a un certo punto, se tu osi contraddirli, si infervorano e ti danno un pugno. E allora, noi della Lega siamo abituati a prenderle, vi dico la verità. Nei gazebo storicamente siamo attaccati da gruppi di facinorosi di sinistra, dai centri sociali, a chi semplicemente gli piace menare le mani perché non la pensano come noi, o semplicemente si vergognano ad ammettere che la pensano come noi, hanno rabbia verso di noi che ce l'abbiamo duro politicamente e loro no. Le prendiamo sempre, soprattutto se ci sono gli anziani ai gazebo, ragazzi. Spezziamo una lancia per i tantissimi anziani al gazebo della Lega che sono stati spintonati, strattonati e a volte di più. Chiaramente in questo caso è successo che abbiamo portato avanti la riforma della giustizia e abbiamo osato festeggiare. Non si può. Vietato festeggiare. Loro volevano che la riforma della giustizia, passata appunto con il governo di centrodestra, adesso vi spiego cosa vuol dire, fosse festeggiata stando in silenzio, piangendo possibilmente su Gaza, perché per loro la politica è soltanto lì. Separazione delle carriere, voto nella bagarre, scrive quest'oggi Il Messaggero. Sulla separazione delle carriere di giudici e PM arriva da Montecitorio il secondo semaforo verde, ma in aula è bagarre. Ora il DDL costituzionale passa al Senato, poi la scommessa del referendum confermativo. Questo il titolo in taglio alto del Messaggero, ma in centro pagina c'è la notizia importante che danno pochi altri quotidiani dal punto di vista economico, perché stiamo qui a menarla giustamente con Gaza, giustamente con l'Ucraina, giustamente con questa riforma o quell'altra, ma la cosa più importante per noi purtroppo è riuscire a sopravvivere tra una guerra e l'altra, tra un rincaro e l'altro, avere i soldi per arrivare alla fine del mese, ed è proprio quello che cerca di fare la Lega e il centrodestra al governo. Piano IRPEF, giù
dal 35 al 33%. Titolo principale del Messaggero che ci vede lungo. Esecutivo al lavoro in vista della manovra, il taglio riguarderà i redditi fino a 50.000 euro, quindi insomma direi che ci siamo dentro tutti quanti, di 13,6 milioni di contribuenti. Bonus casa al 50%, l'ipotesi di prorogarlo per tutto il 2026. Quindi una buona notizia è che il Messaggero ci dà in prima pagina e che altri quotidiani un po' nicchiano, ma comunque è un qualcosa in andirivieni, certo, è in divenire, non sono ancora notizie sicure, si dice una cosa un giorno, un altro giorno. Il Sole 24 Ore, ad esempio, apre con piani del governo, IRES premiale semplice e meno IRPEF per 13,16 milioni di persone. Le indicazioni del vice ministro Leo: obiettivo aliquota 33 a 60.000 euro, carbone 500.000 di controlli a fine anno dal ravvedimento 3 miliardi, Denuccio serve un aiuto al ceto medio, De Luca rilanciare il potere d'acquisto. Altra buona notizia, ma l'avevamo già detto ieri, insomma, che era solo un'idea del governo, Giorgetti ha detto stop all'accesso dei conti, resterà una proposta, non credo ci siano le condizioni. Ministro dell'Economia quindi archivia l'ipotesi di consentire all'ex Equitalia l'accesso ai nostri conti bancari. Sai com'è? Rimarrà una proposta, non credo proprio che ci siano le condizioni per fare una roba del genere, ha detto il ministro, dopo le anticipazioni della relazione tecnica sulla discussione. Altra buona notizia, quindi, e perdonatemi, lasciatemi partire con qualcosa che ci lascia un attimo respirare. Mi tuffo sulle agenzie della notte, vediamo se è successo qualche cosa di importante. Putin, la maxi armata in Ucraina, sul fronte 700.000 militari e Trump che dice mi ha deluso, non rispetta la leadership degli Stati Uniti. E poi i commenti su Kirk, la notizia che ABC blocca la star Kimmel, Trump esulta e minaccia la revoca delle licenze delle TV ostili. Cosa vuol dire questa cosa? E non è una bella cosa, e non siamo d'accordissimo su questa roba, anche perché qua in Italia ci sarebbe da bloccare gran parte delle televisioni. Chi dice cose contro il governo, chi dice cose contro, lo blocchi. E ci mancherebbe, ragazzi, cioè, che cosa rimane? Mi chiedo io. Non siamo d'accordo, ma è quello che si vorrebbe fare e si sta facendo effettivamente quella cosa speech, quella roba lì, speech, cioè non dare libertà di parola. Ci arriviamo tra pochissimo, minimamente, ci sono quotidiani che lo mettono in prima pagina, il Corriere era questo, la Repubblica invece, nell'Università dei Maga, Kirk un martire di Dio, Donald usi il pugno duro. Più o meno la stessa cosa, nel senso che va bene, ok, questi picchiano, però non è che adesso non possiamo più farli parlare, diventiamo tutti dei piccoli iachetti, punto di domanda? Fatemi sapere, 340 6709 659, qui potete dire il vostro parere, il bello di Radio Libertà. E allora partiamo dal quotidiano La Stampa. Ciapala lì, non ve l'aspettavate? Pensavate ai soliti, il giornale Libero? No. Trump dice non voglio la terza guerra mondiale. Il presidente USA, Putin mi ha molto deluso. Il Cremlino, oltre 700.000 soldati sulla linea del fronte in Ucraina. Di spalla il dibattito, come vi dicevo, le idee sono libere e non si censurano, ma il negazionismo non salga in cattedra, dice Marco Rebelli oggi sulla Stampa. Il caso del professor Pinizzorea del Policlinico di Torino, che ne ha sospeso l'attività didattica per aver dichiarato in aula che l'esercito israeliano è il più corretto del mondo, solleva una questione delicatissima e per molti aspetti lacerante. Fin dove arriva la libertà di pensiero, di opinione, di parole e soprattutto di insegnamento? Esistono dei limiti e se sì, quali? Punto di domanda.
In centropagina, sempre sulla Stampa, Nordio, il mio appello ai giudici. Sì della Camera alla separazione delle carriere. Bagari in aula. Verini del PD, atteggiamento sguaiato, offeso il Parlamento. Parla il ministro oggi sulla Stampa. I PM non politicizzino il referendum. La sconfitta sarebbe un'umiliazione. La chiamavano giustizia, è l'editoriale di Mattia Feltri, il suo buongiorno, e potete immaginare di cosa parla. Naturalmente lo lascio tutto per voi, perché io oggi ho fretta di parlare di Pontida, di parlare di Lega, di parlare del significato della giornata di domenica, ma anche di quella di domani, sabato 20 settembre. Flavia Perina ce lo segnala già in prima pagina della Stampa. Quei giovani di Fratelli d'Italia, cosa c'entra la sorella d'Italia? E la sfida a Salvini. Quindi ci sarà una sfida tra Fratelli d'Italia e Lega nelle prossime ore. Perché? Perché ci sono due feste lo stesso giorno. Non lo sapevate? E neanche io. E probabilmente non lo sanno neanche loro, perché sono quattro gatti. Ma gli vogliamo bene! Scherziamo. I Fratelli d'Italia, le sorelle, i giovani d'Italia. Phoenix 2025, festa dei giovani di Fratelli d'Italia, laghetto dell'Eur, Roma. Oh, fanno il bagno questi. E a Pontida non c'è l'acqua. Oh, ci sono le montagne. La coincidenza con Pontida, il virgolettato che hanno dovuto dire ai giornalisti, perché altrimenti non scrivevano niente. È il dato che molti segnalano a bassa voce. E allora avanti col gioco dei confronti. Brava Flavia Perina, hai aderito alla proposta. Il Salvini Meloni di domenica è scontato, meno il duello di sabato, quando sul Pratone sfilerà il gota del sovranismo europeo, il Pratone della Lega. Andate sul sito legaonline.it, prenotate il pullman che vi porta sul Sacro Pratone. Conoscerete Matteo Salvini, il generale Vannacci, i big della Lega, ad esempio Claudio Borghi Aquilini, ragazzi. Questo gira in tutti i gazebo, fa foto insieme, chiacchiera, ma soprattutto vi ascolta. Roba importante di questi tempi, sì, conoscere il politico che poi va a Roma e decide le sorti dell'Italia. Volo a pagina 12 della Stampa, come vi dicevo, la sfida dei giovani di Fratelli d'Italia ai sovranisti salviniani, e Meloni li benedice. Benedico ma ci mancherebbe, quando i giovani si avvicinano a fare politica, ma io sono contentissimo. Il Salvini Meloni di domenica prossima è scontato, meno evidente ma potentissimo il duello a distanza del giorno prima, sabato, quando sul Pratone leghista comincerà a sfilare il gota del sovranismo europeo. Bardellà, l'avatar di Marine Le Pen, il leader di Vox Abascal, il figlio di Jair Bolsonaro appena condannato a 27 anni per golpe, e soprattutto lui, il generale Roberto Vannacci, l'uomo delle 500.000 preferenze che mettono fiori nei cannoni di Vladimir Putin e veleno nei bicchieri del vecchio Carroccio autonomista. Ci mette il veleno? Oh, non lo sapevo proprio, guarda. Sarà che io ormai bevo di tutto. Gennaro, che cosa c'entra Gennaro? Dall'altra parte in Fratelli d'Italia sono previsti Lucio Malan, Gennaro San Giuliano, è tornato, adesso fa l'inviato, è in Francia, con altri 5 a parlare di X Democracy, in memoria di Charlie Kirk. Bravi. E subito dopo un classicone, il dibattito sui giovani, fate largo a quelli del futuro, con Mario Adinolfi. Grandissimo Adinolfi, si è messo in dieta, adesso è diventato magro. Vincere la gara dell'audience sarà dura, ragazzi, adesso non tiriamocela, ma penso che non ci sia proprio gara. Tuttavia Pontida è un pratone a uso del leader. Phoenix, una classica festa di partito con un programma pieno di cose, dibattiti a tutto campo, ministri esterni di lusso, docenti universitari, monsignori, dirigenti RAI, potenti sottosegretari, persino un astronauta hanno chiamato i Fratelli d'Italia, ragazzi. C'è l'astronauta, non andate. E se intanto sforzo organizzativo quello farà notizia, sarà la conclusione di Giorgia Meloni domenica alle 11:30, in quasi perfetta coincidenza con il Salvini ore 10 previsto su Al Nord. Non si potrà dire dietro la Premier nulla, non si potrà dire perché
evidenza un mondo che costituisce anche un notevole serbatoio di ricambio. Solo un anno fa l'inchiesta di fanpage aveva ricacciato Gioventù Nazionale nel ghetto del neofascismo. Oggi l'organizzazione torna in società con la t-shirt immacolata e una frase di Baudelaire: estrarre l'eterno dall'effimero, che sceglie l'evocazione poetica piuttosto che il richiamo bellicoso. Oh, e cos'è? Adesso parlate soltanto di Fratelli d'Italia. Oh, basta, basta. Ma siamo sulla stampa. E allora scendo un po' più in basso perché Federico Capurso parla più di noi, ma ne parla come per dire: oh mamma mia, a Pontida arriva il popolo di Vannacci. E ben venga, ci mancherebbe. Leggete qua, siamo sempre sul quotidiano La Stampa, ragazzi, pagina 12. Il popolo di Vannacci invade Pontida tra mimetiche, felpe e decima mas. I militanti del Mondo al Contrario andranno al raduno della Lega, ma si temono contestazioni. E già, perché se vedi uno con la mimetica, ragazzi, io l'ho messa per anni la mimetica a Pontida e non soltanto, cioè mi contesto da solo. Attesi anche gli ospiti internazionali Bardellà, Bascal e il figlio del condannato Bolsonaro. La trattativa è finita. Senti come la mette giù Capurso. I vannacciani potranno invadere il pratone di Pontida. Già sabato pomeriggio, domani, quando il generale prenderà la parola di fronte ai giovani della Lega, e poi di nuovo domenica dal palco principale, Roberto Vannacci vedrà di fronte a sé militanti con la spilla di Alberto da Giussano e altri con la spilla della decima mas, ragazzi con le bandiere della Padania e suoi fedelissimi con lo slogan Vannacci make Pontida great again. Non è male. Su felpe e magliette. Sarà il primo tentativo, insomma, di mescolare identità diverse e fondere insieme i due mondi. Ragazzi, identità diverse fino a un certo punto. Vannacci è della Lega e vice segretario federale, anzi di più siderale, vice segretario siderale della Lega. Direi che c'è poco da dire. Se poi qualcuno c'ha la mania della decima mas e lo dice per far arrabbiare la sinistra, ma ben venga, ragazzi. I fedelissimi del generale sono più di 3.500, tutti iscritti all'associazione Mondo al Contrario e ai suoi 155 circoli Team Vannacci sparsi per l'Italia. E quando hanno saputo che il generale avrebbe parlato per 2 giorni di fila al raduno annuale della Lega, hanno iniziato a organizzarsi. Dove va Vannacci andiamo anche noi. Se Vannacci è a Pontida, i team vanno a Pontida, dice entusiasta Claudio Stanasel, consigliere comunale della Lega a Prato, che salutiamo, lo abbiamo sentito molte volte, e membro dell'associazione Mondo al Contrario. Hanno però dovuto chiedere il permesso a Via Bellerio prima di iniziare a prendere i biglietti del pullman e dei treni, perché comunque siamo ospiti in casa altrui, spiegano dal direttivo dell'associazione. L'uomo che ha lavorato per ottenere via libera è stato Massimiliano Simoni, candidato alle regionali in Toscana con la Lega, assistente del generale a Bruxelles e suo portavoce nell'associazione Mondo al Contrario. Ormai, raccontano Simoni, fa le veci di Vannacci, prendendo la parola persino ai federali della Lega. Un altro uomo del carroccio, ma con la tessera del Mondo al Contrario, un ibrido, un leghista vannaccizzato, e chiaramente sarà la parola d'ordine per farvi sorridere quando vi vedrò a Pontida. Vi chiederò: oh, ma l'hai fatta la vannacizzazione? Non sarai mica Novax anche tu? Per molti, soprattutto al nord, questo genere di metamorfosi viene considerato un'aberrazione. I nomi scesi in campo contro Vannacci nelle ultime settimane sono pesanti. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, il capogruppo di Palazzo Madama e segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo. Ma è chiaro, ragazzi, ma questi sono storici della Lega. È come quando si doveva votare. Ma io non ho mica votato Vannacci, ragazzi. Io ho votato la Tovaglieri, la Sardone, cioè i personaggi che nella Lega hanno fatto tanto in questi anni, ma è il minimo. Vannacci, appena arriva, è chiaro, ha un suo pubblico perché parla bene, perché è molto conosciuto come generale,
perché sfiora delle corde che bisognava sfiorare. Come dico sempre, è un borghezio, un buon anno del 2025. Questi personaggi ci sono sempre stati nella Lega, adesso la Lega parla in maniera diversa, parla in maniera più importante, forbita. E il nostro direttore, vi faccio l'esempio, è Giovanni Sallusti, che ascolterete alle 9:30, parla un linguaggio che si fa intendere anche dagli amici di sinistra, che lo ascoltano e dicono: "Ah, cazzo, però c'ha ragione questo che ha capito". Cioè, bisogna stupirli. Se stupisci la gente con la cultura, una certa cultura, o al contrario, se parli schietto, senza fare giri di parole, senza usare termini difficili, eccetera, la gente ti ascolta, capisce, nel nostro caso, che cos'è la Lega. Si teme che possano esserci momenti di freddezza, ma questa è sempre la stampa, quasi di ostilità nei confronti del generale e dei suoi militanti. Sì, vabbè, guarda l'anno scorso, ragazzi, non se ne andava più la gente dal gazebo dove c'era il generale Vannacci, come se la Lega, nel cuore della Padania, potesse offrire la prima plastica spaccatura, quasi un primo avviso di quel che potrebbe accadere in futuro qualora il potere del generale dovesse uscire dai confini toscani. A Pontida ci saranno anche tanti che non hanno nulla a che fare con la Lega. A Varese, ad esempio, a guidare il circolo del team Vannacci c'è Stefano Bardelli, che organizza le risultate in mimetica, e di fronte al bivio ho preferito iscrivermi al mondo al contrario perché mi sono innamorata delle idee del generale. Domenica, oltre a Vannacci e Matteo Salvini, saliranno sul palco il leader spagnolo di Vox, Santiago Abascal, il senatore brasiliano Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, che pochi giorni fa è stato condannato a 27 anni di carcere per un tentativo di colpo di Stato. L'ospite d'onore però sarà Jordan Bardella, prendo fiato, che in Francia guida il Rassemblement National. Lui e Vannacci sul palco insieme, nonostante sia stato proprio lui, Andy Bardella, dopo le europee, ad aver bloccato la nomina di Vannacci a vicepresidente del gruppo dei Patrioti. Non erano piaciute le frasi del generale sugli omosessuali. In un certo senso Bardella è stato il primo oppositore della vannacizzazione, così rileva Capurso oggi sul quotidiano La Stampa, e chiaramente tutto questo è un gigantesco pompa per questa Pontida. Ci fa venire voglia che arrivi subito il giorno. Domani sabato la Pontida dei giovani e diversamente giovani, domenica la Pontida di tutti. Chiaro, mi raccomando, se non potete venire, ascoltate la diretta qui su Radio Libertà. Giro la pagina pericolosamente perché mi ritrovo a pagina 21 del quotidiano La Stampa, ma la notizia è comunque interessante. Manovra frenata sui tagli ai bonus casa. Per le ristrutturazioni la soglia risale al 50%. Il governo pensa di rivedere la riduzione prevista nel 2026. Nella legge di bilancio anche IRPEF e rottamazione, cosa che ci interessa molto. Paginone da leggere a pagina 21 della Stampa. E lo stop ai controlli del fisco nei conti correnti. Giorgetti dice è solo una proposta, non si farà. Il ministro è contrario alla norma sui pignoramenti chiesta dalla Commissione per la riscossione. Altra buona notizia sul quotidiano La Stampa. Mi fermo minimamente, sì, perché c'è la pausa, ma attenzione, tra pochi istanti, dopo la musica indipendente, leggerò i vostri messaggi. E già, perché il bello di questa rassegna stampa è che c'è contatto con voi ascoltatori. 0292 947222 è il numero da memorizzare per entrare in diretta con la vostra telefonata, e a partire dalle 9 sentiremo le vostre chiamate. Ma per farci un messaggio in questo momento dovete semplicemente inviare un WhatsApp al 340 67 09 659 scritto, oppure un messaggio audio, se volete anche video. Noi trasmettiamo tutto. Ci fermiamo con la canzone indipendente e oggi andiamo a ascoltare una bellissima versione di un pezzo storico di Bruno Martino. Era lato A del 45 giri del 1960, naturalmente estate.
Vedi che sta riprendendo. È un incipit lungo, però ragazzi, questo è un pezzo, 8 minuti di canzone, questa versione di Luigi Zimmitti e Carmelo Di Grande. Lasciamelo pure, sì, in sottofondo, perché ci fa riposare un po'. È venerdì in fondo, non vorrei menarvela, ma è venerdì. È il giorno prima della Pontida dei Giovani e dobbiamo stare rilassati. Lo so che carna cassatira valnanca una lira, però ecco, questo è un buon proverbio che potrebbe interessare a qualcuno. Carna cassatira valnanca una lira. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire Simone 2, lo sai? Dai, traduci. Simone 1 lo sa? Neanche tu? Ma tu sei Brianzolo. Adesso, nessuno che rivendica le proprie origini. Lui abita in Brianza da 30 anni, gli dici sei brianzolo e lui risponde so pugliese. Che in effetti c'era la faccia, cioè uno non lo fanno entrare in Bellerio con uno speciale, lascia passare. Carna cassatira valnanca una lira, ragazzi. Lo diceva mio nonno a Semmivarin quando aveva 10 anni, che giustamente ero lì che mi stiracchiavo tutto il giorno. La carne che si stiracchia non vale neanche una lira. Capito? Allora, Semmivarin vi dà il permesso di stiracchiarvi, voi ascoltatori di tutta Italia, su Facebook, su YouTube, sulla pagina di Lega Salvini Premier, ciao, ma anche voi della Radio DAB, stiracchiatevi in pace, perché domani c'è la Pontida dei Giovani sul Sacro Pratone di Pontida in provincia di Bergamo e domenica la Pontida di ogni dove, verrà anche mio padre, per cui direi che ci saremmo tutti quanti. Grazie naturalmente a Luigi Zimmitti e Carmelo Di Grande per questa incredibile versione di estate di Bruno Martino. 6 minuti dopo le 8 del mattino, Semmivarino, ciao anche agli amici della replica, ancora per questa sera giriamo dalle 18 alle 20 in diretta registrata su Radio Libertà. Da lunedì ritorna Antonino Danna, anzi da prima, da questa domenica Antonino Danna condurrà la diretta con Pontida qua in studio. Marco, fammi un esempio di controinformazione, il complesso dei mezzi di informazione che si oppongono al potere costituito e anche le attività che si svolgono riportando notizie e versioni dei fatti diverse da quelle ufficiali. Hai letto su Wikipedia, no? Che fate voi, Mi sfida Marco, e questa rassegna stampa lo è. Cioè, il fatto che non legga le notizie più importanti se non come titolo e che vi porti direttamente ad altre informazioni che vengono messe in un angolino nei giornali e quasi non vengono trattate, e poi noi ne facciamo l'argomento del giorno su questa radio, facendone parlare i colleghi, chiamando esperti, chiamando gente che non va sui giornaloni, attenzione, sul sito radiolibertà.net, caro amico di Marco, e ci sono persone che non possono passare sui giornaloni perché dicono cose che non piacciono ai giornaloni. Ci sono i loro commenti, fatti un giro magari e salutami il tuo amico. Radiolibertà.net, già che siete lì cliccate sostienici e poi abbonati e ci date una mano. Messaggi, non so se l'avete capito, sono i vostri WhatsApp al 340-6709-659. Bellissima iniziativa quella dei ragazzi nelle scuole, ma visto che i sinistri amano ragionare con i cazzotti, suggerirei ai ragazzi di frequentare corsi di arti marziali a titolo di autodifesa. Bravo a quest'altro Marco, è vero, li stiamo già facendo questi corsi. Sammy, mi sai dire a che ora sono previsti i discorsi di Salvini e Vannacci domenica? Grandissima Raffaella da Sondrio, sempre un piacere trovarti. Beh, alle 10 cominceranno i vari discorsi. Un tempo, ricordate, c'erano le associazioni padane quando volevamo fare la secessione, niente male. Ma ancora adesso, tra i gazebo che troverete sul Sacro Pratone, non c'è mica solo il nostro, ce ne sono decine e decine. È un casino, ma è bello per questo. Si parlano varie lingue, vari dialetti, uniti sì, ma all'interno dell'autonomia, all'interno delle responsabilità. Troverete certamente di tutto per passare il tempo. Alle 10 cominceranno i discorsi dei vari elementi, quelli importanti della Lega, consiglieri comunali, consiglieri regionali, ma ci saranno appunto anche delle novità che non possiamo svelarvi.
pensiamo Matteo Salvini sempre intorno a mezzogiorno, mezzogiorno e mezza, soprattutto perché bisogna dare tempo ai più di 200 pullman che arrivano da tutta Italia di pervenire. Quindi vabbè se ti perdi il discorso dell'associazione, vabbè se ti perdi il discorso del consigliere comunale, poi chiaro se avete un telefonino dietro, ma guarda, andate su Radio Libertà, scaricate l'app e vi sentite tutto in diretta anche nel pullman, ma non si può perdere il discorso di Matteo Salvini, di Vannacci e degli altri big della Lega. Quindi tarda mattinata, mezzogiorno, la una al massimo, il discorso di Matteo Salvini e poi la conclusione della Pontida, che quando si conclude il discorso sul palco di Pontida, magari sarà la una e mezza, le due, non è che finisce tutto, ragazzi. Chi può rimane lì perché la festa continua, si parla di buona politica, ci si conosce, c'è meno caos perché non ci sono più gli altoparlanti a tutto volume, eccetera, e quindi si può tranquillamente passare un bellissimo pomeriggio in compagnia di chi resta, e in questo caso di Sammy Varin al gazebo di Radio Libertà con i nostri colleghi. Non ce ne andiamo finché c'è gente, noi stiamo lì. Noto dai TG e quotidiani una voglia di vaccinare, di incarcerarti di Green Pass e di affari delle case farmaceutiche ultimamente. Vero Gian? Continuano a rilanciare questo allarme ancora con il Covid, eccetera. L'avete sentito anche voi. Segnalo che la sindaca di Brescia, PD, che denuncia Provite Famiglia perché gli ha ricordato che un bambino non nasce da due mamme. Bravo Mauro, grazie della segnalazione, ma io mi rituffo subito, certamente. Oltre a farvi vedere, guarda che questo è il sito legaonline.it, faccelo vedere per avere informazioni sui pullman che partono da Pontida. Ma quelli che non hanno voglia o tempo di andare sul sito, c'è il numero di telefono. Adesso ve lo do, signori. Edizione straordinaria, Sammy Varin dal numero di telefono per avere informazioni sui pullman che partono da ogni città questa domenica e vi porteranno a Pontida. Chiamate questo numero 0266 234 uno finale, che è il centralone di Libertà, Radio Libertà. Noi siamo di sotto, sopra di noi c'è il centralone di via Bellerio, dove ci sarà Alessandro o qualcun altro che risponde 0266 234 1 per avere informazioni sui pullman che partono direzione Pontida. Potete scrivere anche una mail a info@legaonline.it, ma il metodo più veloce sicuramente andare sul sito legaonline.it/Pontida, trovate tutto quanto e visto che è previsto tempo non bello ma bellissimo, temperatura ideale, noi comunque distribuiremo ai nostri fan sia gli ombrellini di Radio Libertà sia i ventilatori di Radio Libertà. Beh ragazzi, passare una domenica un po' fuori dalle solite storie, con un bagno di gente che crede nella libertà, non è male. A proposito di odio e di libertà, andiamo sul quotidiano La Verità, che titola questa mattina: quelli che non siamo noi a fomentare l'odio, agguato del PD, rissa alla Camera, Gazzarra in occasione dell'approvazione della riforma della giustizia. Deputati Dem e 5 Stelle vanno all'assalto dei banchi del governo. L'aggressione era organizzata ma scatta troppo presto. La Schlein e la Braga tentano di fermarli troppo tardi. E La Verità mette in prima pagina il sorriso della capogruppo del PD Chiara Braga mentre i compagni a destra danno l'assalto ai banchi del governo. C'è stata sì una scenettina poco edificante, soprattutto quando lei dice no, aspettate ancora un attimo, per dire che bisognava far casino tutti insieme, andare a menare. Appesi per i piedi, scrive Silvana De Mari, signori, roba buona oggi sulla Verità. Chi inneggia al linciaggio non dovrebbe fare politica. Quel consigliere comunale del PD che a Genova
in consiglio comunale ha detto questa schifezza. La Corte dei Conti indaga per i bilanci di Zingaretti. Per i PM scontri tra toghe sui controlli. Chi voleva vederci chiaro sulle ASL del Lazio diffamato e allontanato. Per allungare i tempi è stata inventata una richiesta di rinvio a data da destinarsi, spunta anche il sindaco Gualtieri. Siamo sempre in prima pagina sul quotidiano La Verità. Referendum anti-immigrazione. In Francia già 1,6 milioni di firme. Mossa sostenuta dal gruppo Bolloré. Ragazzi, non ne parla nessuno. Così come in Gran Bretagna il sì ai tribunali islamici in nome della tolleranza. La sottomissione del ministro. Il ministro britannico dei tribunali Sackman apre le porte alla Sharia. Le corti islamiche devono essere accettate in nome della tolleranza. Mi viene da vomitare, scusate. Intanto la collega degli interni, Shamana Mahmood, anche lei musulmana, insulta chi sventola la sventola, me ne ho sogno di notte, io Nichi Vendola, la bandiera nazionale. Il più delle volte sono uomini bianchi e cattive persone. Ragazzi, ma che cosa aspettiamo qui a darci da fare, a fare una grande manifestazione contro questi ciabattanti che non hanno più le ciabattine ma si sono comprate le scarpe, quelle di lusso, che insultano, picchiano, violentano, uccidono nel nostro paese. Una bella manifestazione grossa, non contro questo governo che sta facendo del suo meglio, ma contro i giudici, già, che praticamente sgonfiano come dei palloncini le leggi che noi facciamo. Tranquilli, c'è la separazione queste cose qua, queste riforme della giustizia che stanno arrivando. Altra notiziona, signori, potente sul quotidiano La Verità, che certamente vi piacerà. La prima intervista di Papa Leone gela i prelati progressisti. Papa Leone ha detto: sui gay la Chiesa non cambia, la famiglia è una. Sì, e ha detto proprio una famiglia composta da un uomo e da una donna. Oh poco cane, no pure alle donne diacono. Insomma, torna il Papa bacchettone. C'è un cattolico in Vaticano. Nel suo libro intervista uscito ieri in Perù, il Papà conferma che la dottrina della Chiesa sui gay non cambierà, che la famiglia è una sola, che i governi devono sostenerla, che le donne non diverranno diacono, e sul genocidio a Gaza sceglie la prudenza. La Santa Sede non si pronuncia. Questo sul quotidiano La Verità. Se non vi basta, eccola qua la foto. Il PD scatena una rissa studiata a tavolino. Il Campolargo, che predica basta odio, organizza una sceneggiata violenta e mal riuscita in Parlamento. Dem e 5 Stelle vanno all'assalto dell'esecutivo, reo di avere festeggiato. Cioè, capito, passa la riforma della giustizia e dovevamo stare tutti così in silenzio. Ok. La capogruppo Braga però urla non adesso e svela il suo piano patetico. Intanto sono state potenziate le scorte a premier e al vice. Tajani, il clima non è dei migliori. Circolare a prefetti e questori, verificate le condizioni di sicurezza, l'ipotesi di più agenti. Anche Matteo Salvini avrà la scorta rinforzata. Giro la pagina. Eccola qua, siamo a pagina 7 del quotidiano La Verità. Ecco qui la doccia fredda sui progressisti. Su LGBT e famiglie la dottrina non cambia. Nel libro intervista uscito ieri in Perù, Leone sbarra le porte all'ideologia gender e chiede di sostenere di più le coppie tradizionali. Zero aperture anche sul diaconato femminile. Torna la prudenza geopolitica. Il Vaticano non si pronuncia sul genocidio a Gaza. Prevost apprezza gli sforzi di pace di Trump, ma lo boccia sui migranti. Appello del cardinale Müller: correggere gli equivoci sulle benedizioni homosex. Ma puoi sempre fare il parrucchiere. Eccola qua, a Pescara, la città che diede i natali al pioniere dell'etica liberaria Gabriele D'Annunzio, compare un annuncio di lavoro che i media definiscono shock. Cercasi parrucchiere gay per donne.
Il motivo della preferenza: il gestore della boutique dice che nel suo settore gli omosessuali hanno un passo in più. I giuslavoristi già confermano che l'offerta di impiego è illegittima, ma l'indignazione dei giornali che hanno riportato la notizia sembra posticcia se paragonata ai fiumi di inchiostro civilmente impegnato che scorrono quando qualche arrogante proprietario di immobili, che fino a prova contraria gestisce un bene che gli appartiene, scrive che non affitterebbe casa sua a un omosessuale o a un immigrato, e non si capisce se a offendersi devono essere gli etero esclusi o i gay prediletti e ridotti a macchiette. Alla fine pure i progressisti saranno costretti a dare ragione all'odiatore Kirk. L'azione affermativa alle quote protette per le minoranze sono una forma di discriminazione al contrario. Interessante. Che ne pensate? Ditemi la vostra al 340 6709 659. Inviate un WhatsApp, dai. Pagina 8, Meloni sulla copertina dell'Espresso, altra botta all'armata a Brancas Lane. Il periodico francese di sinistra l'ha definita la donna forte d'Europa, una consacrazione che segue le altre prime pagine conquistate dal Premier in tutto il continente, dove la sua visione continua ad attecchire. Altra notiziona che riguarda il Veneto, ma non solo: Zaia fissa il voto il 23 e 24 novembre. Signori, si vota in Veneto, urne aperte in contemporanea con Campania e probabilmente Puglia. Niente da fare per Mimmo Lucano, anche per il Consiglio di Stato incandidabile Spiazze, ma soprattutto segnate giù sul calendario: 23 e 24 novembre si vota in Veneto, in Campania, probabilmente anche in Puglia. Speriamo di fare un unico giorno. Santa polenta. Pagina 10, eccola qua. Attenzione, questo è il futuro dell'Italia se andiamo avanti così, perché questi raccolgono voti. Certo, attraverso il PD la sinistra aumentano sempre più, fanno figli che poi votano, li facciamo votare già a 16 anni, li facciamo diventare italiani da ragazzini. Un ministro inglese vuol legalizzare la Sharia. Mi zittisco. Non proseguo. Pensate un po'. La titolare dei tribunali, Sackman, dice in Parlamento: le corti islamiche devono essere accettate in nome della tolleranza. Ragazzi, sono leggi parallele queste, e qui in Italia c'è gente che lo dichiara, che preferisce la legge della Sharia alla Costituzione italiana. Li abbiamo qui a casa nostra, pronti a preferire la loro legge. Le corti islamiche devono essere accettate in nome della tolleranza anche se la legge coranica non è ammessa nel Regno Unito. Interessante cortocircuito. E la collega all'Interni insulta chi sventola la bandiera nazionale. Ragazzi, tenetevi stretti questo governo, perché se per caso cadiamo, vanno su loro. Nel paese, siamo in Inghilterra, esistono già 85 giudici che si esprimono seguendo Maometto. Maometto e il ketchup? Ma sì, certo, il ketchup ci vuole assolutamente, però carne assolutamente halal. O anche tortellini halal. Buoni tortellini halal, io compro tu, anche tu le buona, sì. Pacifisti che menano. La prima pagina di Libero, no, ve la lascio lì. Non posso dirvelo subito. No. No, beh, è potentissimo anche Libero, ragazzi. Vado sul Corriere, così imparate. Giustizia, il voto e la bagarre. In centropagina, caso Kirk, potenziata la scorta ai 2 vice premier. Capisci? Questo speech, questa voglia di non farti parlare. In America sbagliano perché la fanno al contrario, cioè chi parla male del governo qui invece è al contrario, tutti parlano male del governo, dei nostri esponenti politici, e promettono di menarli o di appenderli a testa in giù. Tajani, clima non bello. La Camera approva la separazione delle carriere. Il testo al Senato per il sì definitivo, sfiorata la rissa in aula. Siamo sul quotidiano Il Corriere, giustamente si parla di regionali e arriva il sondaggio. Papparabà, sfida in Calabria. Occhiuto 8 punti davanti a Tridico. E mo te lo dico, per le regionali in Calabria è favorito Roberto Occhiuto, il presidente uscente del centrodestra, al 53,6 delle preferenze, per il campo largo Pasquale Tridico al 45,3.
Il caffè di Massimo Gramellini riprende una vecchia battuta di questi anni sulla moglie del presidente francese. Ma è maschio o femmina? Dai, a pensare male. Speriamo che sia femmina, scrive Massimo Gramellini, che oggi non aveva altri argomenti. Che Brigitte Macron sia un uomo è una delle tante teorie del complotto di cui si cibano le menti disoccupate di questo secolo. Se siete disoccupati, pensate che la moglie di Macron sia uomo. Sui social se la batte con i terapiattisti, con i sostenitori della risurrezione di Elvis Presley. I lettori più brizzolati ricorderanno quando un giornale satirico intitolò Ugo Tognazzi capo delle BR. Allora risero tutti, a cominciare da Tognazzi, che si era prestato al gioco. Oggi diventerebbe un tema di polemica politica e l'inventore della supercazzola dovrebbe portare le prove concrete della sua estraneità alla lotta armata. Proprio questo sta per fare la signora Macron. Esibirà in tribunale i riscontri scientifici che attestano il suo essere donna. Non ci azzardiamo a sapere quali siano, ci mancherebbe altro, ma d'altronde magari vuole giocare a box in futuro, è importante capire da che parte deve stare. Giro pagina, pietà, pietà. Sanzioni dell'Unione Europea a Israele, l'Italia resta contraria. La linea comune con Berlino che può fermare i dazi, ma soprattutto in questo riquadro, scandalo, stop al visto d'ingresso per i dirigenti di AWS, non li vogliono in Israele. Chissà come mai. Qua ci vuole una bella denuncia. Israele ha tolto il visto alla delegazione di AWS che ad aprile era stata in Cisgiordania. Stop per i leader Bonelli e Fratoianni, il capogruppo al Senato De Cristofaro, i deputati Grimaldi e Mari, l'ex presidente del Parlamento Morgantini. Per Bonelli è un atto di intimidazione che impedisce il controllo indipendente di parlamentari ed osservatori. Sappiatelo. Intanto il porto di Ravenna blocca un cargo di armi. A Rimini, Tel Aviv esclusa dalla fiera del turismo, la replica scelta unilaterale e dannosa, ma le armi non erano mica nostre. E comunque c'è una bella atmosfera, l'avrete capito, pagina 8 sempre sul Corriere. Gaza si mobilitano i sindacati, lunedì sciopero di 24 ore, oggi la CGIL in piazza, il 22 braccia incrociate per USB, ADL, Cobas, Cub, cioè niente, non c'entra niente il governo e non è per le tasse, non è per... no, è per Gaza. Il prof Casella sbaglia, ma ha diritto di parlare. Vietarglielo è violenza. Intervista a Zucchi, rettore di Pisa, che dice: potremmo costituirci parte civile. Chiaro che questo condannare, non far parlare, eccetera, è sbagliatissimo, sia da una parte che dall'altra. Proprio per questo, su questo si baserà la grande riunione di Pontida questa domenica 21 settembre. Lasciateci parlare. Qualunque cosa tu voglia dire, la devi dire. E guarda un po' la nostra radio, che nome ha? Come si chiama questa radio? Aspetta che penso. Radio Libertà, dai! Qui potete dire ciò che volete, per quello che io tra 5 minuti leggerò i vostri messaggi al 340 67 09 659. Intanto siamo ancora sul Corriere. Siamo sicuri? Sì, è proprio il Corriere, che intervista a pagina 13 oggi Tilman Fertitta. L'Italia ora è il leader politico, può primeggiare nel digitale, l'America ritroverà l'unità. Ma chi è sto Tilman Fertitta? È il nuovo ambasciatore statunitense. Texano, 68 anni, 4 figli, famiglia di origine siciliane, proprietario di catene di ristoranti, alberghi, casinò, del team di basket NBA della sua città, gli Houston Rockets, ha aperto il suo primo albergo nella città natale Galveston, amico e sostenitore di Donald Trump, è divenuto ambasciatore USA in Italia a maggio, lasciandosi alle spalle un impero da 11 miliardi di dollari. Fertitta è amico di Mark Haley, ex astronauta, senatore democratico dell'Arizona. Non ve ne frega niente? E invece no, perché ci fai complimenti. Il nuovo ambasciatore USA dice: Meloni forte con lei, rapporti
frequenti, si parla naturalmente anche della violenza politica, voi siete stati bravi a sconfiggerla, noi sapremo reagire e unirci, ma attenti ai social, non ha visto cosa è successo ieri in Parlamento. Vado, giro ancora la pagina, ragazzi, pagina 17 del Corriere, eccolo qua, il sondaggio, se siete calabresi, oggi il Corriere è tutto vostro, Calabria occhiuto verso il bis e al 53,6%, Tridico, e mo te lo dico, al 45,3%, Fratelli d'Italia sopra Forza Italia e PD. Il sondaggio ai meloniani il 16,6%, 5 Stelle quarto con il 10%, la Lega sarebbe al 3,6%, ma naturalmente non ci crediamo perché come al solito ci mettono in sottodimensione. Ancora segnalazioni un po' più leggere dal Corriere, e in questo caso gli amici gay che fanno tutti i parrucchieri, se conosci un amico gay gli devi dire ma tu fai il parrucchiere, chiaro, cerco un parrucchiere gay e non mi vergogno, ok? Se non vogliamo i gay nel nostro albergo ti crocifiggono in sala mensa, ma se voglio il parrucchiere gay, però è vero comunque, hanno una sensibilità completamente diversa, è vero, io li amo per questo e molte volte sono molto più in gamba di noi su alcune cose, ad esempio pettinare. Io non frequento da decenni, da 40 anni facciamo, cerco un parrucchiere gay e non mi vergogno. A Montesilvano l'annuncio poi cancellato per le polemiche, sono più bravi di noi etero, non è sessismo. Provate a sentire 1000 donne e vedrete che quando in un salone di bellezza trovano del personale omosessuale il loro giudizio è sempre positivo, ok? Quindi anche voi parrucchieri eterosessuali scolettate un po', dai, fate un po' quella voce in questo modo, no? E se parlate così vedrete che magari vi danno una mancia maggiore. Sì. Ditemelo, ditemi quella frase, sei omofobo, ma smettila. Datemi 30 secondi per la pagina 31 del Corriere, fisco, taglio dell'IRPEF, fino a 60.000 euro, detrazioni in base ai figli. Fate figli. Giorgetti esclude i controlli sui conti correnti bancari. Paginone con buone notizie, finalmente, quest'oggi sul Corriere della Sera. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Domina ancora l'anticiclone sull'Italia, temperature in aumento ben oltre le medie del periodo. Nella prima parte della giornata tutto sole da nord a sud, con presenza di poche nubi sparse tra nord-ovest e Toscana, generalmente sereno altrove. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, con le temperature che continueranno a raggiungere valori pienamente estivi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate
e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca e bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alti cuori, avanti tutta, Maimula Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. La Lega, nata dalla battaglia, accetta la sfida. È un enorme grazie per tutti voi, perché siete uno spettacolo. Guardate lo spettacolo che si vede da qua. Ed è straordinario vedere il Leone di San Marco vicino ai Quattro Mori di Sardegna. Gente dalla Lombardia e dalla Puglia, dell'Emilia e della Calabria. L'Italia unita nel nome del lavoro, della dignità e dell'onore. Io non mollo e non mollerò mai. Noi non molliamo. Grazie a chi ha cominciato questo sogno e grazie a voi che lo state portando avanti. Noi non molliamo. Speciale Pontida 2025. Vi aspettiamo in diretta sui canali di Radio Libertà domenica 21 settembre dalle ore 8:30. Radio Libertà, la tua radio. Al diavolo anche te, quanto veleno da ingoiare, ingenua che c'è in me, si può permettere di ridere, di amore che ne sai. Alla tua età si può giocare, capire mai di vero in fondo cosa c'è. Di chiacchiere da te ne ho già sentite da star male, illudere perché che strano modo per uccidere del mondo che ne sai, anche così si può morire, non capirai di vero in fondo cosa c'è, cosa c'è, c'è che viva, muoio e poi riviva, viva, rimessa tua.
Domani avrebbe compiuto 78 anni Mia Martini e esce quest'oggi Tarab, album con canzoni inedite, nuove interpretazioni, che vuole rilanciare il ricordo di questa grandissima artista italiana, Mia Martini. La nuova canzone si intitola Vivo, nuova proprio perché è inedita e non c'era da nessuna parte fino a poche ore fa. La trovate facilmente su YouTube, ma sta per apparire l'intero album Tarab. A proposito di compleanni, di chi invece c'è e molto spesso ci ascolta, vogliamo fare gli auguri. Avete sentito prima il suo urlo? Eccolo qua, la foto del Senatur. Auguri a Umberto Bossi. Oggi, 19 settembre, Umberto Bossi compie gli anni e ne fa qualcuno, ma pochissimi. 4 se non erro, sbaglio sicuramente, è del 1941. Auguri naturalmente da tutti noi e avremo modo di farglieli anche a Pontida. Grazie delle segnalazioni, perché queste sono cose che poi mi spedite voi al 340 6709 659. Quest'altro ascoltatore scrive: si può fare satira o parlare male del governo, ma senza esagerare come si faceva una volta, non come ha fatto Iacchetti, se no diventa un inferno per chi governa. Già, Iacchetti lo avete visto alla fin fine? Si trasmette poco quella clip, ma era veramente cattivo. Pensa se ci fosse anche Rizzo, Vannacci, Rizzo, Salvini, Savoini, Toscano, una bomba. Lo invitiamo Rizzo. Cioè, scusami, se viene Vannacci, sono a braccetto tutto il giorno, Rizzo e Vannacci, secondo me viene. Rizzo, se vieni a Pontida, passa dal gazebo di Radio Libertà, foto insieme, i due cappelloni. La Meloni può andare a fare un giro con sua figlia, non ho capito questa, ma la sen sta. Noto da TG e quotidiani una voglia di vaccinare, sì, ok, questo l'abbiamo già letto. Ancora messaggi, ce n'è anche uno audio sul cursore, sentiamo cosa dice. Ciao Sammy. Ciao. Allora, in sintesi, visto che non so per quale motivo, oppure lo so, e spero che non sia quello, ma sarà quello, ogni giorno ci dicono chi muore, fra un po' ci dicono anche che sono parenti fra di loro, che è una cosa veramente macabra e brutta, utilizzata strumentalmente. Parlo ovviamente del conflitto di Gaza, dove fra l'altro con una schiuma alla bocca i nostri amichetti pro-Pal ci dicono che non c'è una guerra, ma c'è qualcuno che vuole sterminare gli altri, come se i centinaia di migliaia di uomini di Hamas, ognuno dei quali ha una famiglia dentro una casa palestinese, non fosse il modo di controllarli, un po' metodo mafia camorra. Ma il dato che volevo rilasciarvi oggi è che qualcuno è andato a contare i dati che ogni giorno emettono queste entità superstatali, cioè il Ministero della Salute di Gaza. Io sapevo che potessero farlo come se faccio io il Ministero della Lega della Salute. E in pratica alla fine della fiera, contando giorno per giorno in modo minuzioso, e certo non è bello comunque, risultano che i morti non sono più di 11.000. Fate voi i conti. Grazie anche in questo caso, signori. Chiaro, la lista dei morti viene data da Hamas. C'è da fidarsi? Punto di domanda? No, ma come diciamo sempre la verità alla fine sta nel mezzo. Buongiorno a tutti, oggi è il compleanno di Umberto Bossi, buon compleanno mola mia, scrive Pasquale. Grazie Pasquale, auguri senatore, grazie di aver creato la Lega, è minimo, la Lega quella di ieri, quella di oggi, quella di domani, poi ci sono quelli che preferiscono farsi le leghe, li salutiamo caramente, vogliamo bene anche a loro, ma sono più contenti di questo quelli del PD che sorridono guardando che vi fate le leghe. Il Fatto Quotidiano scrive oggi in centropagina: carriere separate, terzo sì alla Camera, Calendiani pro, renziani astenuti, la destra mena i giudici. Bella questa, ragazzi, siamo sempre quelli che le prendono. Azione e IV fanno il
palo, stampelle di centro, bagarre nell'aula, Nordio si fa uno spritz, ma niente 2/3, il referendum è sicuro. Ma certo, ci ritroviamo tutti quanti a fare questo referendum confermativo, tanto non ha il quorum. Il quotidiano Il Giornale, chi fa affari con l'odio? Gaza e non solo, signori, libri e spettacoli, gli attacchi a Meloni sono un business, il Viminale rafforza la scorta a Premier, Salvini e Tajani. Negli ultimi mesi la Palestina e la guerra a Gaza sono diventati un tema centrale per libri, eventi, conferenze e spettacolo che hanno portato nelle tasche di giornalisti, opinionisti, attivisti lauti incassi. Per molti osservatori la saldatura tra gruppi di estrema sinistra e movimenti pro-Pal è una realtà d'autunno caldo, e sapete che poi dietro ci sono anche gli amici islamici, gli immigrati che si fregano le mani. Dovete ringraziare che c'è questo governo, altrimenti finirebbe come in Inghilterra. Ne vogliamo parlare? Vogliamo parlare di sicurezza, visto che c'è Pontida, domani sabato la Pontida dei giovani con Matteo Salvini, il generale Vannacci e tanta bella gente che parlerà ai nostri giovani, con i nostri giovani. Domenica la Pontida nazionale con senatori, deputati, pezzi grossi, grossissimi della Lega e non soltanto della Lega, e l'argomento sicurezza sarà sul tavolo, sarà sul palco. E allora parliamone. Qui Parlamento. E allora grazie per essere con noi all'onorevole della Lega Davide Bergamini. Buongiorno Davide. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, sicuramente ci devi fare un'anteprima su Pontida, quella dei giovani di domani e quella di domenica, perché l'atmosfera, diciamo che è frizzante anche nella rassegna stampa, se ne parla, spesso e volentieri male sui giornali di sinistra, ma se ne parla. Come dicevo, uno degli argomenti clou sarà quello della sicurezza, e magari la domandina che indirettamente ci siamo fatti con interventi di Matteo Salvini e degli altri esponenti della Lega in questi giorni sui quotidiani: italiani, avete più paura dei droni russi o dell'immigrato violentatore? È una brutta domanda, non vorremmo mai fare queste cose, però ci siamo. Intanto la sinistra vuole bloccare la sperimentazione del taser, perché insomma c'è gente che c'è rimasta purtroppo, colpa sicuramente del taser. Distribuisce pipe per fumare crack, perché non bisogna pensare alle brutte cose, fumiamoci un po' la stanza del buco, ma riportiamola di moda. Davide Bergamini, cosa sta succedendo, ma soprattutto cosa porteremo a Pontida domani sabato 20 e domenica 21 di settembre? Davide. Eccoci qua, bene, lei ha toccato tanti temi, avete toccato tanti temi che sono quelli caldi, quelli dell'agenda politica che stiamo attraversando in questo periodo. Pontida di domenica, di sabato e domenica, perché voglio ricordare che sabato sarà la giornata dedicata ai giovani, sarà un grande appuntamento, il classico appuntamento annuale della Lega, dove ci troviamo non solo in una giornata di festa, ma per avere un vero e proprio confronto sulle tematiche che la Lega sta portando avanti in tutti, all'interno del Parlamento nazionale, all'interno dell'Europarlamento, all'interno delle regioni, dei comuni. La Lega è da sempre il partito vicino ai territori, lo dimostreremo anche domenica con tematiche che sono quelle che abbiamo toccato prima quando stava parlando. Il discorso che oggi in questo paese purtroppo c'è una parte che sembra difendere sempre chi sbaglia, chi invece non segue le regole, purtroppo è la verità. Noi quando parliamo di sicurezza come Lega lo abbiamo fatto, siamo stati coloro che hanno voluto con forza il nuovo decreto sicurezza, un decreto che sta dalla parte delle forze dell'ordine, va contro chi occupa abusivamente gli immobili, permette agli agenti di avere più tutele legali durante l'operato mentre eseguono il loro lavoro sulle strade a difesa dei cittadini. Purtroppo in questo paese c'è una parte politica, che è quella della sinistra, che invece continua a fare demagogia, continua a fare ideologia, difendendo chi sbaglia. Cioè, io non capisco per quale motivo dobbiamo dire no al taser. C'è una parte politica che dice no al taser,
quando il taser viene utilizzato come utile strumento in dotazione alle forze dell'ordine, la polizia, carabinieri, oggi anche le polizie locali si stanno dotando di questo importante strumento, perché è utilissimo nel caso in cui si debba fermare una persona che ha commesso un reato. E quindi mi riallaccio a quanto ho detto prima, se c'è una morte per taser non è una morte casuale, ma è una persona che ha compiuto un atto illecito, una persona che magari ha aggredito un cittadino per bene o addirittura aggredisce le forze di polizia, e l'unico modo per fermarlo è quello di utilizzare uno strumento come il taser che poi permette l'arresto. Purtroppo abbiamo una parte politica che si oppone a tutto questo, la stessa parte politica che vorrebbe liberalizzare le droghe, la stessa parte politica che a Bologna, come ha detto giustamente lei prima, sta regalando pipe per fumare il crack utilizzando risorse pubbliche dei cittadini, definendo un utile strumento perché altrimenti si avrebbero maggiori danni. Qui siamo in una deriva pericolosissima, perché io da sempre dico no all'uso di qualsiasi tipo di droga, perché non esistono droghe leggere, esiste la droga che è sicuramente pericolosa per tutti, e soprattutto quando parliamo di una droga come il crack, che io voglio ricordare a chi ci segue da casa che il crack crea dipendenza fin dalla prima volta, ed è una droga pericolosissima perché è una droga povera, una droga che ha tantissimi riscontri negativi sulla persona, che ha la necessità immediata di continuare ad assumerle, e a Bologna noi regaliamo pipe per fumarle. In questo modo non si contrasta l'uso di droga, non si contrasta lo spaccio di stupefacenti, ma si va in qualche modo a normalizzare questa cosa, no? Noi la vediamo così. Quando si parla di prevenzione sono sciocchezze, perché si cerca di accostare quello che è fumare il crack a quello che era invece storicamente la distribuzione di siringhe per combattere il problema dell'AIDS. Ma è un problema totalmente diverso, perché all'epoca c'era il problema dell'AIDS, quindi si consegnava la siringa per evitare il diffondersi di questa malattia che comunque andava a colpire, ha colpito per anni e continua ancora a colpire le generazioni. Ma l'uso del crack è una roba veramente demenziale, cioè non si può permettere ad un'amministrazione pubblica di distribuire gratuitamente le pipe per fumare il crack. Ma soprattutto, Davide, una ti interrompo, soprattutto dimenticandosi dei veri problemi dei bolognesi, e stiamo parlando di Bologna, il comune che distribuisce le pipe per fumare crack, ma abbiamo visto o no che cosa succede sotto i portici di Bologna? Lo hanno fatto vedere con grande coraggio incredibile anche su Mediaset, signori. I portici di Bologna, non ci puoi passeggiare dopo le 7 di sera, immigrati che ti rapinano, ti picchiano, ti violentano, i negozianti, ragazzi, che per la maggior parte voteranno PD, che dicono che non ne possiamo più. Abbiamo messo noi le telecamere e che fanno? Che fanno? Li prendono, li tengono in guardina per qualche ora, li liberano di nuovo, non ne possono più. Bergamini. Cioè noi a Bologna abbiamo delle zone che sono sotto assedio, perché a parte le zone del centro abbiamo anche dei quartieri periferici dove è impossibile mediare, perché sono diventate le centrali di spaccio, centrali di aggressioni, è quello che stava dicendo lei prima. Quindi io non capisco perché la sinistra debba continuare queste battaglie ideologiche, e abbiamo avuto anche il ministro Piantedosi che è stato a Bologna, dove ha portato anche quello che poteva essere un sostegno dello Stato, ma quando c'è un ministro che fa proposte e dall'altra parte c'è un sindaco che invece continua a fare ideologia perché dice che il DAS urbano non va bene perché sposta il problema, che il taser della polizia locale non va bene perché è pericoloso, che la distribuzione delle pipe è una prevenzione sanitaria. Io voglio ricordare anche che la distribuzione delle pipe dovrebbe essere l'ultimo step. Ora chiedo all'Epore, anziché investire denaro pubblico per distribuire pipe per fumare, usiamo risorse pubbliche per fare prevenzione, per fare deterrenza allo spaccio, per informare i giovani che l'uso di stupefacenti fa male. Questo è il sistema. E sulla sicurezza iniziamo veramente su alcune zone della città, che sono quelle che sono state assediate in questi anni, ad utilizzare tutte le forze possibili, mettendo in campo ovviamente
una richiesta anche alle forze di polizia, ai carabinieri, alla Guardia di Finanza, ma utilizzare anche la polizia locale come utile deterrente. Io ho portato altri casi che sono stati, ad esempio, il caso Ferrara, dove c'è un sindaco della Lega che sta amministrando dal 2019. C'era un quartiere esterno alla stazione di Ferrara che era impraticabile, era come alcune zone di Bologna che lei ha citato prima, perché non si poteva passeggiare in quel parco dove c'era spaccio 24 ore al giorno, aggressioni tra bande di stranieri con macete, coltelli, risse in qualsiasi ora del giorno, e il cittadino per bene non ci passava più. Dopo 5 anni di amministrazione di centrodestra con un sindaco della Lega, se lei passa oggi e scende dal treno per arrivare in centro alla città, può attraversare quel giardino e troverà i nonni con i bambini che giocano sulle giostrine, troverà i ragazzini che giocano a basket nel campo polivalente. Allora non è vero che un sindaco non può fare nulla, è ovvio che un sindaco deve riuscire ad utilizzare tutte quelle che sono le sue forze, riuscire a chiedere aiuto alle forze di polizia e non dire no a certi strumenti, perché se io chiedo aiuto e poi non voglio utilizzare gli strumenti che il Ministero dell'Interno mi mette a disposizione, voglio anche ricordare che quando si accusa il Ministero dell'Interno sono bugie, perché il Ministero di questo governo, attraverso il Ministro Piantedosi, attraverso il Sottosegretario Molteni, si è sempre impegnato su tutte le città, non facendo distinzione fra comuni di destra e di sinistra, perché abbiamo sempre detto che la sicurezza è di tutti, non è di destra o di sinistra. Ha messo a disposizione strumenti, ha messo a disposizione più agenti anche per Bologna, è stata inaugurata una nuova caserma dell'Arma dei Carabinieri nel quartiere Pilastro, quindi comunque gli strumenti da parte dello Stato ci sono, però bisogna che poi sul territorio non ci sia chi va a neutralizzare quelle che sono le azioni del governo, perché a volte si fa appositamente questa operazione portando avanti ideologie della sinistra, cercando di dire che comunque lo straniero è sempre buono, che lo straniero è poverino, ma poi quando ci sono gli stupri, le rapine, le aggressioni, i furti, il problema è del cittadino, quindi dobbiamo fare bene attenzione a quello che diciamo, soprattutto quando rappresentiamo, quando siamo amministratori. Io sono anche sindaco, quindi quando si fa un'azione o si dicono cose bisogna fare attenzione, perché in ballo c'è la sicurezza dei nostri cittadini. Ma è chiaro, e quelli non vedono l'ora di avere un ministro degli interni che si chiama Abdul. Ci fermiamo ringraziando. Io spero che non ci sia mai un ministro degli interni che si chiama Abdul. Ma sicuramente, almeno dovranno passare ancora decenni e molti governi della Lega e del centrodestra. Esatto. Davide Bergamini. Ci vediamo tutti a Pontida. Ti aspetto grazie allo stand mille. Di Radio Libertà. Grazie Davide. Assolutamente. Ciao. Qui Parlamento. Lo vorresti tu, il ministro dell'interno Abdul? Ma guarda che ci siamo vicini. E se la sinistra porta avanti, magari con Forza Italia, la cittadinanza facile e altre situazioni che danno una marcia in più, e poi quelli votano alla stragrande il PD, alleato naturalmente con un partito islamico, of course. 8:56, signori, l'avete capito, siamo frizzanti in preparazione alla Pontida nazionale. Domani sabato nel pomeriggio vi aspettiamo alla Pontida dei Giovani. Venite se siete già in zona, perché ci sarà Salvini, ci sarà il generale Vannacci e tutti i big della Lega in versione tranquilla, senza il caos che ci sarà invece domenica, ma che a noi piace molto quando ci saranno decine e decine di gazebo sul Sacro Pratone da tutta Italia, con i rappresentanti dei territori, naturalmente i big della Lega e non soltanto, anche quelli internazionali, e la possibilità di conoscere lo staff di Radio Libertà, di dare la mano a Sammy Varin, ma da dargli anche un 5 euro possibilmente minimo a sostegno della nostra radio, perché distribuiremo i nostri bellissimi gadget da collezione, il portachiavi in legnetto bruciacchiato di Radio Libertà, l'orologio da appendere in taverna con lo stemma di Radio Libertà, perché mai come adesso la parola libertà è importante,
E ve ne siete accorti anche da quello che è successo in America, quando non ti fanno parlare se dici cose che non piacciono a una certa sinistra, e succede anche qua in Italia. Andiamo sul quotidiano Il Giornale, fatemi un po' sorridere con il giù la maschera di Luigi Mascheroni in prima pagina sul Giornale, il suo diario di bordo. Diario di bordo, Global Summit Flotia, barca a vela Gaza Mia, si chiama Gaza Mia, giorno di navigazione 18, obiettivo portare aiuto alla popolazione palestinese. Qui spira un afflato umanitario di tramontana che è un piacere. Tutti ci ripetiamo che stiamo facendo una cosa bellissima, ma i miei, che non erano neanche d'accordo che partissi con sta banda di scappati di casa ieri su WhatsApp, mi hanno scritto: tutte le cose belle prima o poi finiscono, adesso torna a casa che tra poco iniziano i corsi in statale. Hanno ragione, anche perché è diventata una missione Brancaleone. Fa brutto tempo, raga, ritardi, censure, quel cretino che ha sparato un razzo sulla vela, quell'altra, la Greta, è simpatica, né? Ma continua a dire buon vento, buon vento un cazzo, intanto lei si è dimessa dal direttivo. Adesso siamo qua in rada a Portopalo, quasi mi faccio dare uno strappo da una tizia fino a Catania, prendo un volo per Milano, che poi domenica c'è anche Inter Sassuolo, basta che non venga dietro quello di Fanpage, Saverio qualcosa, uno scassacazzi che non ti dico, e poi tutto il circo che hanno messo su, i balli, le dirette Instagram, i selfie con la kefia, dicono che stanno già pensando a una serie Netflix. In alto mare, buoni quelli, no? Davvero, io mollo, scusate, l'uscita è stata simpatica, ma tra un po' è finita l'estate, inizia a fare freschino, Teniamoci in contatto, né? Magari sto inverno ci facciamo una pizzata antifascista, of course. Luigi Mascheroni quest'oggi in prima pagina su Giù la maschera sul quotidiano Il Giornale. Entro dentro, eccola qua, pagina 2, Odio SPA, libri, eventi, spettacoli su Gaza, chi ha trasformato in business gli assalti quotidiani alla Meloni. Paginone che svela tanti esempi. La metamorfosi della violenza da disegno politico a sfogo emotivo, interessante, non ha scopi pratici, serve solo a nutrire lo sdegno di chi si sente superiore. Lo scrive oggi sul Giornale Giovanni Orsina. Giro. Flotia e ultrasinistra, allerta autunno caldo, una rete europea si prepara a colpire. Assalti pro-Pal e far left in Italia, Francia e Spagna. Il report vogliono alzare il tiro. Il primo banco di prova sarà il corteo di Roma del 4 ottobre, ma cresce l'allarme sui porti di Genova e Ancona, pronti a bloccare tutto. E poi la viceministra degli esteri israeliana dice: molti hanno legami coi terroristi, trattati come loro oppure espulsi. È triste che stiano dalla parte di Hamas. Ragazzi, io faccio il tifo, certo, per l'idea di andare a dire basta guerre, basta uccidere, però se quelli della flotilla gridassero anche Palestina libera, of course, quello che rimane certamente della striscia di Gaza, e fuori Hamas, glielo facciamo dire? Hamas fuori dalle palle? Tajani, pagina 5 del Giornale, nella striscia una carneficina. Israele revoca i visti alla delegazione AWS. E ancora si gira pagina, la Gaza, sfida di Hamas, ostaggi tutti uccisi se continuano i raid. Altre 83 vittime, attacco al valico, morti 2 soldati, Madrid, crimini di guerra di Israele. Ancora, certamente, a proposito di informazione, Stati Uniti, la morte di Kirk e la guerra di Donald I'll Talk, stop al Kimmel Show. Eccola qua, la notizia che non vorremmo, perché quando si blocca una trasmissione perché dice cose che non ti piacciono, non va bene. La star della ABC sospesa per le parole sull'omicidio dell'attivista. Trump dice poco talento, grande notizia. Sono lontani i tempi in cui Donald Trump andava ospite al late night show di David Letterman, la rete era NBC. Erano i tardi anni 80 e quelle apparizioni, le
trovate adesso su YouTube, erano allo stesso tempo un attestato del ruolo di celebrity dell'allora tycoon e un trampolino per future imprese. Oggi il Donald Trump presidente ha dichiarato guerra ai talk show televisivi, soprattutto ai loro conduttori. Ultima vittima della crociata trumpiana contro i media fake news è Jimmy Kimmel, star del late night dell'ABC, sospeso a tempo indefinito dopo che i suoi commenti sulla morte di Charlie Kirk avevano sollevato un vespaio di polemiche nell'universo conservatore. Abbiamo toccato nuovi minimi durante il fine settimana con la bandiera MAGA che cerca disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha assassinato Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e fa di tutto per trarne vantaggio politico, aveva detto il conduttore nel suo monologo di apertura lunedì sera. Troppo nel clima pesante che si respira in America dopo l'uccisione dell'attivista conservatore e troppo alla luce di quanto emerso sull'assassino di Kirk, il 22enne Tyler Robinson, che secondo racconto della famiglia negli ultimi anni si era radicalizzato politicamente a sinistra. Makes us forget the huge power of our hands. Repetition makes our heads empty boxes with no aim. Now it's time, you're every way together. Let's create the fire, consciously crack the chain. Impressions flow, ideas too. Only from knowledge can something exist. Boredom is privilege, boredom is privilege. To imagine the future we need to not fulfill. Roba buona, roba di qualità, roba che non sentite su Radio Monte Carlo. Sì, perché questo pezzo parla della noia. La noia è un privilegio, la noia è bellissima. Ogni tanto dobbiamo annoiarci. Boredom is a privilege. Life
and Coral. Basta con questa ossessione moderna per l'efficienza a tutti i costi. Chissà perché sto guardando i nostri registi, Simone 1, Simone 2, che invece stanno lavorando duramente, al contrario di me che parlo. Viva la noia, annoiamoci. Boredom is a privilege. Lo trovate facilmente su YouTube. Buongiorno, 7 minuti dopo le 9 del mattino. Il buongiorno da Sammy Varin. Grazie per aver scelto la nostra stazione radio. Ciao anche agli amici che ci seguono la sera, ancora questa sera in replica, poi da lunedì ritorna Antonino Danna. Sì, sto guardando la prima pagina del sito elettronico del Corriere perché hanno messo la buona notizia che vi avevo dato prima. Taglio dell'IRPEF fino a 60.000 euro e detrazioni in base ai figli, come cambierà il fisco e non ci saranno controlli bancari. Sempre un'ipotesi, ma una bella ipotesi di una riduzione dell'aliquota intermedia dal 35 al 33% che scatta dai 28.000 euro alzando il tetto da 50 a 60.000 euro. Nella manovra possibile cambio delle detrazioni per la casa, ma soprattutto rottamazione. Paolo suicida a 14 anni. I genitori hanno dato ai carabinieri i nomi dei bulli, ragazzini che dicevano ormai è morto, ragazzini ini, ricordiamo, ragazzini ini. Torniamo sul quotidiano Il Giornale. Più tardi apriremo anche le linee allo 0292947222, ma c'è roba buona oggi e bisogna assolutamente leggervela. Anche qui IRPEF più leggera fino a 50.000 euro. Assolutamente da tenere presente, ma soprattutto il sondaggio, i flussi di voto. Meloni, fedeltà record, quasi 8 su 10 rivotano Fratelli d'Italia. Conte vince il derby col PD. Pericolosissimo, questa cosa del nuovo del reddito di cittadinanza in certe zone del sud, voi che non lo votano. Conte, dicevo, rosicchia 6 punti a Elli, ma l'astensione tenta i 5 Stelle. Rispetto alle politiche 2022 c'è un travaso di consensi interno al centrodestra. Fratelli d'Italia trae elettori da Forza Italia e dalla Lega. Chi scelse il terzo polo valuta i Dem, più Europa o il non voto. E io dico attenti a passare dalla Lega a Fratelli d'Italia, perché poi col cavolo che ci danno l'autonomia, il federalismo e danno priorità alle loro cose, quindi molta attenzione, anche passare dalla Lega a Forza Italia, attenzione, è grande, vogliamo bene, certo, a chi ha cambiato bandiera perché ha paura di non essere eletto, però non puoi portare le stesse cose avanti in Forza Italia, poi devi mettere avanti la cittadinanza agli immigrati, ragazzo mio. Lega, Pontida con Vox e tributo a Kirk. Siamo a pagina 12 del Giornale. Domenica raduno, in arrivo 200 pullman. Salvini, le banche aiutino l'Italia. Michel Dessì, il pratone verde di Pontida è stato sistemato. Avete visto le foto di Bosatra, che salutiamo e ringraziamo per il lavoro, sta già lavorando a Pontida da giorni. L'erba tagliata, il sacro suolo è pronto ad accogliere migliaia di leghisti provenienti da tutta Italia, da nord e da sud. L'appuntamento è per domenica, sono 200 i pullman che arriveranno nel piccolo comune della Bergamasca in Lombardia. Il numero è destinato ad aumentare, fanno sapere gli organizzatori. Gli stand delle regioni di tutto il paese sono in allestimento, come i barbecue per cuocere la salamella, immancabile, come gli ospiti provenienti dall'estero. Ci sarà il presidente di Vox e del Partito Europeo dei Patrioti Abascal, Joan Bardella, presidente del Rassemblement Nazionale e del gruppo dei Patrioti al Parlamento Europeo, Flavio Bolsonaro, componente del Senato federale del Brasile, figlio dell'ex presidente. Matteo Salvini lo ha detto, sarà una Pontida diversa da tutte le altre. Un raduno di denuncia del clima di odio e violenza contro una parte politica, quella di destra, quella governativa. Uno spazio a ricordo di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso a colpi di fucile per le sue idee. Inutile dire che la sicurezza è stata rafforzata. Sul grande palco lo slogan sarà chiaro: liberi e forti. Una scritta a caratteri cubitali, senza paura di esprimere le proprie idee.
Con Matteo Salvini sul palco sfileranno tutti i ministri e i governatori della Lega, nessun assente. Il partito deve mostrare unità, soprattutto dopo le polemiche degli scorsi giorni contro l'ex generale Roberto Vannacci, oggi vice segretario del Carroccio. Sarà lui uno degli ospiti della Pontida dei Giovani che si terrà domani, sabato. In molti vedono della malizia, ma assicurano che non è così. Nessun segnale. Roberto Vannacci sarà con noi perché è il vice segretario del nostro partito. Con lui ci sarà anche l'altro vice segretario federale, Alberto Stefani, ci dice il responsabile della Lega Giovani Luca Toccalini, in partenza per Pontida. Il generale Vannacci è un valore aggiunto. La Lega è da 30 anni che ha sensibilità diverse. I vecchi leghisti ricorderanno le provocazioni di Gianluca Buonanno, di Mario Borghezio. Non siamo cambiati. Qualcuno vuole dividerci, ma noi siamo uniti, lottiamo tutti per gli stessi ideali e portiamo avanti le stesse battaglie come quelle dell'immigrazione e la sicurezza, ci dice Toccalini, che ci tiene a segnalarci la partecipazione di Jackie Urbax, giovane trampiana, attivista vicino a Charlie Kirk. Con i ragazzi anche il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Intanto Matteo Salvini scalda il clima e crea attesa per Pontida. Ieri dal Brennero ha lanciato un'altra provocazione annunciando di essere il lavoro per una forma di contributo da parte delle banche. Incontrerò personalmente i vertici delle banche che vorranno incontrarmi, ha detto Salvini, aggiungendo che continua a ritenere che in un momento in cui tanti sono chiamati a fare sacrifici, soggetti che l'anno scorso hanno guadagnato più di 46 miliardi di euro, un contributo sono sicuro lo vorranno dare volentieri. Una proposta che piace agli italiani ma che agita la maggioranza. Siamo sul quotidiano Il Giornale, che racconta anche della ricerca dei candidati per le prossime elezioni e ricordiamolo, 3 regioni vanno al voto il 23 e 24 novembre. Tridico offre soldi! Election Day per Campania, Puglia e Veneto, promesse 5 Stelle. Chiaramente oggi il quotidiano Il Giornale è da comprare anche per scoprire, oltre che in Francia ci sono cortei e guerriglia, i sindacati sfidano le Cornu, oltre 500.000 in piazza ieri contro la finanziaria, scontri con i 7.300 casseur. Beh, signori, siamo tutti curiosi di scoprire se Brigitte è donna. Sono donna, ecco le prove. La causa della Premier Dame contro l'influencer Candace Owens, che l'accusa di essere nata uomo. Lady Macron porterà gli esiti di test scientifici sul proprio genere ai giudici americani. E non gioca neanche a box, ragazzi. Non gioca neanche a box. Santa pazienza, siamo sul tempo, ragazzi. Eccola qua la foto. Stanno a impazzire. E naturalmente si parla delle violenze, dei soliti picchiatori in Parlamento. Tommaso Cerno, in nome del populismo sovrano, di spalla. E poi certo il dossier di Un Watch, il report shock sui legami tra Hamas e ONU in Palestina, quelle ombre su Albanese. Gianluca Paragone che commenta quel consigliere del PD, l'odio predicato senza vergogna, vi abbiamo già appeso. E poi ancora entro un po' di attesa ancora per le vostre telefonate, perché entro sul tempo. Il pericolo in casa, Trump che dichiara Antifa terroristi, quella rete che va dagli USA agli amici di Salis in Italia. Si scende un po' più in basso. Ecco gli ospiti attesi al raduno della Lega in omaggio all'attivista USA ucciso, superata quota 200 pullman da Abascal a Bardellà a Pontida nel nome di Kirk. La nuova Pontida si apre, cresce e allarga il proprio palco a ospiti internazionali. Chiaramente, inutile dirvelo, il più atteso è Matteo Salvini, Roberto Vannacci, Giuseppe Valditara, ma anche i big, certo, che sentiamo molto spesso su queste frequenze, come Claudio Borghi Aquilini. Lo vedrete sicuramente anche al gazebo di Radio Libertà. Giro pagina, siamo sul quotidiano Il Tempo. Leone striglia i progressisti, non parla di genocidio, dice no alle nozze gay e al diaconato femminile.
Se non vi basta, il libro intervista ne parla a pagina 12 del Tempo Francesco Capozza. Nel volume di Ann Allen, Prevost delinea il suo pontificato e sulla messa in latino nessuna decisione ma qualche apertura. E interessante questa porta, è mica poi tanto aperta, anzi sulle nozze gay dichiara che la famiglia è quella di un uomo con una donna. Chico Forti ai giudici dopo 24 anni di galera dice adesso liberatemi. E poi, dai signori, è minimo, vado a fare un giretto su Repubblica solo per un attimo con l'editto di Trump, chiuso lo storico show di Kimmel per le battute contro i MAGA, spegneremo tutte le TV nemiche e non è bello. Nell'Università dei Pro-Kirk, un martire di Dio. Ora ci vuole il pugno duro, ma siamo sempre su Repubblica, ricordiamolo. McCann, lo scrittore McCann, dice c'è un disegno per erodere le libertà peggio dell'11 settembre. Tutto è così veloce che sembra fuori controllo, reprime la parola chi diceva di difenderla, c'è un piano agghiacciante di uomini pericolosi, servono persone pronte a gridare la verità contro il potere. L'importante è che si gridi la verità e non si tirino fuori i pugni, così lo scrittore di origine irlandese Callum McCann. Intanto al Viminale il balletto delle scorte rafforzate. Sì, si sono dovute rafforzare le scorte al ministro, ai vice premier e lo chiamano balletto su Repubblica. Bloccate le armi, niente fiera, l'Emilia Romagna contro Israele, poi negato il visto ai leader di AWS, siamo testimoni scomodi, ma pagina 21, assolutamente imperdibile, l'intervista con la Salis, vivo giorni di terrore, se mi revocano l'immunità scatterà la vendetta di Orbán. Il 23, signori, martedì a Bruxelles si decide il destino dell'eurodeputata sotto processo in Ungheria, un voto politico sulla democrazia in Europa. Ragazzi, è l'eurodeputata Ilaria Salis, eletta con AWS dopo l'arresto in Ungheria e 15 mesi di prigionia in un carcere di Budapest. Imperdibile. Donne LGBTQ nella Chiesa, il Papa dice la dottrina non cambia. Sì, non cambia nel senso che si fa come vuole lui e non come voleva quello di prima. Apro le linee così restate un po' in attesa, ma intanto ci chiamate allo 0292947222. Chi vuole entrare con me si cominci a prenotare. La Stampa, Trump, non voglio la terza guerra mondiale. Nordio, il mio appello ai giudici. All'interno il libro nero di Donald, comici, stampa e TV. Nel mirino della Casa Bianca, dopo l'omicidio di Kirk, l'ABC si lura Kimmel per una battuta, il presidente esulta. Ora via gli altri. Editto bulgaro all'americana, commenta Luca Bottura sul quotidiano La Stampa. Ma naturalmente la sfida dei giovani di Fratelli d'Italia ai sovranisti salviniani e Meloni li benedice. E poi, sempre a pagina 12, il popolo di Vannacci invade Pontida tra mimetiche, felpe e decima mas. Roba interessante persino sulla Stampa. Ultimissima segnalazione, ma ci vuole, sul Libero, pacifisti che menano. Picchiatori rossi alla Camera. Dopo l'ok alla riforma della giustizia scatta la spedizione punitiva di deputati d'opposizione. Al grido di applaudite non pensate a Gaza, innalzato il livello di protezione dei ministri. Siamo sempre in prima pagina sul quotidiano Libero e a proposito di Lega, Fabio Rubini nei dibattiti aperti scrive modello Kirk, gazebo leghisti nelle università. Quella di domenica sarà una Pontida all'insegna della libertà di parola, del coraggio di esprimere le proprie idee e dovete passare dal gazebo di Radio Libertà. Sul palco ci sarà la scritta liberi e forti e non mancheranno naturalmente gli omaggi a chi ha questo coraggio. Prendiamo le vostre chiamate 02 92 94 7222. Pronto? Ciao, sono Ornella da Lecco. Uè Ornella.
Ciao, tanti auguri, e cerca di stare bene per favore. Grazie, sei gentile, ci provo. Ascolta, intanto i miei più affettuosi auguri a Umberto Bossi, 100 di questi anni. Vero. Poi sono d'accordo con Papa Leone su tutto. Poi una cosa su Israele, ho letto una lettera di un lettore che diceva che per quanto riguarda Israele comprende la compassione nei confronti di chi sta subendo una risposta un po' sproporzionata, però resta convinto che solo chi abbia stretto fra le braccia il proprio figlio sgozzato possa stabilire la giusta proporzione. Me la sono scritta perché sono d'accordo con questo lettore. Sono stufa di tutte le falsità su Israele, sono stanca di tutto, guarda. Buona Pontida e auguri a tutti. Grazie, e cerca cara. di stare tanto bene che abbiamo bisogno di te. Ciao. Grazie, ciao. sei gentilissima. Certo, non mancherò, e nonostante i guai fisici che abbiamo tutti quanti, no, io ci sono da Pontida a Pontida questo sabato con i giovani. Noi diversamente giovani arriviamo domenica a partire dalle 7:30. Cercate il gazebo di Radio Libertà sul Sacro Pratone. Pronto? Sono Marco da Mantova. Prego. Allora, una considerazione doverosa. Certamente Israele, come ha detto Ornella, mi sembra, ha avuto una reazione sproporzionata, però c'è da considerare una cosa. Se i palestinesi sono praticamente ostaggi anche di Hamas, perché con l'intervento di Israele in forze non hanno fatto come gli italiani nella seconda guerra mondiale, che andarono a sostenere gli americani ed entrarono in molti nella resistenza per cacciare i tedeschi? Se questo i palestinesi non lo fanno, evidentemente c'è un perché. Allora mi viene da pensare che i palestinesi, non dico tutti, però la stragrande maggioranza, siano tutti con Hamas. Questo è una cosa molto importante da considerare, e lo dico soprattutto a coloro che sostengono a piè sospinto Hamas. Perché l'Occidente non dice, come dicevi tu, fuori Hamas, via Hamas dalla Palestina? Quale contiguità c'è tra l'Occidente e Hamas? Facciamocela questa domanda. Ciao Sammy, grazie. Grazie. Sì, Sammy Varin, gli immigrati di seconda generazione qui in Italia che fanno casino, li chiama figli del barcone, ma là ci sono un po' troppi figli di Hamas. Banchetti leghisti nelle università, signori, è assolutamente da comprare oggi il quotidiano Libero a pagina 7 con l'intervista a Luca Toccalini che dice: gli studenti ci chiamano per fare dibattiti. Domani a Pontida ci sarà l'attivista che ha lavorato con Charlie. Alla Pontida Giovani avremo tra gli ospiti questa 26enne che ha lavorato con Kirk in Turning Point. Il messaggio che vogliamo dare ai nostri ragazzi è che si deve avere il coraggio di portare avanti le proprie idee, proprio quello che fate voi ascoltando una radio che si chiama Radio Libertà, e quello che farete domenica venendoci a trovare, trovandovi lì insieme a noi al gazebo di Radio Libertà sul Sacro Pratone di Pontida. Pronto? Pronto? Uela. Ciao, no, stavo verificando perché sto parlando col viva voce. Ciao, ti sentiamo. Ok, Marco da Milano, ciao. Allora, domanda di servizio. Ma tu domani ci sei, domani che è sabato? No, domani sono diversamente giovane a casa. No, non ce la faccio. Domenica dalle 7:30 del mattino sono lì al gazebo. Ok, perfetto, allora cercherò di esserci domenica. Tu prima hai citato Fanpage, no? Praticamente, o almeno l'hai letto da un giornale, no? Così, no? E io faccio di quelle risse pazzesche, no? Specialmente adesso sulla faccenda di Kirk, no? Si è addirittura arrivati a dire che è stato, come si dice, è stato pagato dagli israeliani, no? Perché lui aveva dichiarato che stavano esagerando, no? La sproporzione che dicono, no? Praticamente. E sempre su Fanpage, no? Addirittura si sostiene che Hamas sia una simile alla nostra resistenza, capisci? No? Ecco perché secondo me
molti non dicono fuori dalle palle Hamas, no, praticamente. Era giusta l'obiezione, me la sono fatta anch'io e tanti altri, quello che diceva prima Marco da Mantova, ma cioè è una cosa talmente evidente, no, che si preferisce censurarla, perché chiaramente non hai argomentazioni da controbattere per questa cosa qua, no? Cioè era una cosa talmente logica, dicono, non si rendono conto che sono appunto anche loro gli scudi umani di Hamas, i palestinesi civili, no? Certo. E niente, tutto qua. E dici niente, Ok. grazie caro, è un paragone insopportabile ma che poi arriva, è Hamas come la resistenza, è un lavaggio del cervello che lenti, dolci, mica tanto dolci perché se non li ascolti bene quelli tirano fuori i pugni, e radio e televisioni ti fanno questo lavaggio. Guarda caso, inquadrami qua questa pagina, siamo su Libero a pagina 25, nella posta prioritaria, qualcuno si chiede perché tante radio scimmiottano la 7. Ma guarda un po', è il lavaggio del cervello, la finestra di Overton, pian piano ti cambiano il pensiero, ascoltando ad esempio Radio 24, ascoltando il bravo Cruciani, no? Ci vuole un Cruciani, certamente, adesso lui pensa solo a fare i soldi, lo ringraziamo perché ci ha preso per il culo per tanti anni quando eravamo Radio Padania, certamente, e poi è andato a fare soldi su Radio 24, poi su Rete 4, adesso fa serate facendo pagare il biglietto. È chiaro che la nostra è soltanto invidia, perché dice le stesse cose che diciamo noi, solo che lui parla dalla radio dei potenti. Noi abbiamo le pezze al culo e vi chiediamo 5 euro per aiutare Radio Libertà, ad esempio proprio questa domenica al gazebo di Radio Libertà di Pontida, o attraverso il conto corrente postale 37671294 intestato a Radio Libertà. C'è l'ultima chiamata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Ciao. Ciao, ascolta, ma guarda che il corpo estraneo in Medio Oriente è Israele, perché è stato messo là nel 1947 da una fasulla organizzazione mondiale. Di cosa stiamo parlando? La Hamas è solo la conseguenza di 80 anni di massacri. Dai, guardiamo in faccia un po' la realtà. Ciao. Grazie. Come dico sempre, la verità sta nel mezzo e noi serviamo per portarvi questa verità, che può essere questa, può essere quella. L'importante è parlarne senza far vedere il pugno, ragazzi, senza darlo in testa a qualcuno, possibilmente. Sammy Varin qua si ferma, tra poco l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti, ma tranquilli, io ritorno alle 11 di questa mattina di nuovo insieme. A dopo. Avete ascoltato